Prima di continuare iscriviti al canale e clicca sul like. Cagliari, capitale della Sardegna, ha una storia affascinante che risale a migliaia di anni fa. Situata strategicamente sul Mar Mediterraneo, questa città ha attirato numerose civiltà che l'hanno arricchita culturalmente e architettonicamente. Ecco una panoramica delle principali tappe storiche di Cagliari. Origini antiche e civiltà nuragica. La storia di Cagliari risale all'epoca preistorica, quando la Sardegna era abitata dalla civiltà nuragica. Questa civiltà, nota per i caratteristici nuraghi, antiche torri di pietra presenti in tutta l'isola, ebbe un ruolo importante tra il 1800 e il 500 a.C. I nuragici intrattennero rapporti commerciali con altri popoli mediterranei, inclusi i Fenici, che giunsero sull'isola intorno al IX secolo a.C. Cagliari fenicia e cartaginese. Intorno al VII secolo a.C., i Fenici fondarono Caralis. Grazie alla sua posizione favorevole, si trasformò in una crocevia per lo scambio di merci come metalli, ceramiche, stoffe e alimenti. I Fenici introdussero le loro tradizioni e credenze religiose, influenzando profondamente la cultura locale. Tracce di questi primi insediamenti sono state rinvenute in alcune aree archeologiche della città, dove si possono osservare resti di antichi templi e necropoli fenicie. Successivamente, nel VI secolo a.C., la città passò sotto il controllo dei Cartaginesi. Nel 238 a.C., Caralis fu conquistata dai Romani ed iniziarono oltre 7 secoli di romanizzazione della Sardegna. Da piccolo porto fenicio, un importante centro romano, Caralis ha rappresentato per secoli un nodo vitale nel tessuto storico e culturale. Cagliari romana. Nel 238 a.C., durante la prima guerra punica, i Romani conquistarono la Sardegna e Cagliari divenne una colonia romana. Durante questo periodo la città prosperò. Furono costruiti templi, terme, anfiteatri e acquedotti. L'anfiteatro romano di Cagliari è un edificio di epoca romana, situato nel capoluogo sardo, II secolo d.C., II secolo d.C. Il periodo dei giudicati. Dopo la caduta dell'impero bizantino, la Sardegna entrò in un periodo di autonomia locale, dando origine ai giudicati, regni indipendenti guidati dai giudici. Cagliari divenne il centro del giudicato di Cagliari. Il dominio pisano. Dal 1216 circa, i pisani conquistarono Cagliari e la ricostruirono come una città fortificata. Fu in questo periodo che venne costruito il Castello di Cagliari, Torre di San Pancrazio e la Torre dell'Elefante. Dominio aragonese e spagnolo. Nel 1324 si realizzò concretamente il primo nucleo del Regno di Sardegna e Corsica, voluta da Bonifacio VIII nel 1297, ed inizia la storia della Sardegna aragonese che si protrasse fino al 14 gennaio 1479, quando dall'unione personale tra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia si originò la Corona di Spagna, anche se la Corona d'Aragona fu sciolta formalmente solo col passaggio della Corona di Spagna alla nuova dinastia borbonica, all'inizio del XVIII secolo. I 150 anni che caratterizzarono tale periodo rappresentarono per l'isola un brusco regresso a causa delle guerre fra catalano-aragonesi, repubbliche marinare e arborensi e per le violente epidemie che l'accompagnarono. Questo pose fine al processo di rinnovamento economico e culturale che Pisa, Genova, i Giudicati e la Chiesa stessa con i suoi ordini monastici avevano portato avanti per 3 secoli. Questo pose fine al processo di rinnovamento economico e culturale che Pisa, Genova stessa con i suoi ordini monastici avevano portato avanti per 3 secoli. La Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione. Durante la Seconda Guerra Mondiale vide contrapporsi tra il 1939 e il 1945 le cosiddette potenze dell'asse e gli alleati,
che, come già accaduto ai belligeranti della Prima Guerra Mondiale, si combatterono su gran parte del pianeta. Il conflitto ebbe inizio il 1 settembre 1939 con l'attacco della Germania nazista alla Polonia e terminò, nel teatro europeo, l'8 maggio 1945 con la resa tedesca e, in quello asiatico, il successivo 2 settembre, con la resa dell'impero giapponese dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti. Cagliari oggi. Castello, Stampace, Marina e Villanova, con il Poetto. Patrimonio culturale. Il patrimonio storico di Cagliari è visibile nelle sue chiese medievali, come la cattedrale di Santa Maria e il Basilica di San Saturnino, anfiteatro romano. Inoltre, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, per favore il cavaliere Lodovico Baille, propose al viceré Carlo Felice. Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, alla scoperta della Sardegna. Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari si trova all'interno della Cittadella dei Musei, negli spazi progettati dall'architetto e ingegnere Piero Gazzola, insieme all'architetto Libero Cecchini. Secondo il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, MIBACT, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari è la più importante sede espositiva di antichità della Sardegna. Qui, infatti, sono conservati oggetti di straordinaria importanza storica che raccontano la storia dell'isola e le culture che l'hanno attraversata a partire dall'età prenuragica e fino all'Alto Medioevo. I reperti provengono principalmente dalle province di Cagliari e Oristano, ma sono presenti anche oggetti rinvenuti in altre province dell'isola. La storia del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari comincia nel 1800, quando il cavaliere Lodovico Baille propose al viceré Carlo Felice di allestire in una sala del palazzo, viceregio, il gabinetto di archeologia e storia naturale che sarà affidato alla direzione del cavaliere de Pronner. In principio, il museo fu concepito come Wunderkammer, un termine tedesco che in italiano significa Camera delle Meraviglie o Gabinetto delle Curiosità o delle Meraviglie, e doveva ospitare una serie di oggetti unici e di grande pregio. Grazie all'interesse e al lavoro di Bale e Pronner, la collezione crebbe in poco tempo, arricchendosi di oggetti di antichità, minerali e animali, donati anche da privati, e nel 1802 la Wunderkammer fu aperta al pubblico. Pochi anni dopo, il viceré donò la collezione del gabinetto alla Regia Università di Cagliari, che nel 1806 fu trasferita nella sede universitaria di Palazzo Belgrano. Nel 1857 gli spazi dedicati ai reperti archeologici, zoologici e mineralogici furono ampliati e una sala venne riservata al Museo Mineralogico con i reperti organizzati in due diversi settori, uno dedicato alla cultura materiale e uno pensato per i reperti lapidei. Un anno più tardi, i reperti mineralogici vennero trasferiti nelle varie sedi universitarie, mentre agli oggetti di antichità furono destinati nuovi spazi. Malgrado le vicissitudini legate alla successione dei diversi direttori del museo, la collezione continuò a ingrandirsi grazie alle numerose donazioni, tra cui quelle di Spano, Castagnino, Timon, Caput e Cara, e alle campagne di scavo. I nuovi oggetti vennero ospitati prima in un gabinetto lapidario e successivamente, nel 1895, l'intera raccolta fu trasferita in alcune sale del Palazzo Vivanet in via Roma. Nei primi anni del Novecento, e più precisamente nel 1904, nell'edificio di Piazza Indipendenza che aveva ospitato la Reale Zecca, fu costruito il Regio Museo Archeologico su progetto dell'architetto Dionigi Scano. Dell'allestimento si occupò Antonio Taramelli, archeologo e soprintendente delle antichità della Sardegna. Il percorso espositivo si articolava in 7 sale: Sardegna prenuragica, romana e punico-romana, galleria statuaria, medagliere, età cristiana, giardino lapidario romano, giardino lapidario medievale e primo piano del palazzo dov'erano,
Erano esposti quadri e oggetti medievali. Con l'acquisizione dei 1500 reperti appartenenti alla collezione Guin e grazie all'aggiunta di materiali provenienti da nuovi scavi, la collezione si ingrandì. Nel 1993 il museo fu spostato nella sua attuale sede, all'interno del complesso della Cittadella dei Musei, e dal 2013 sono attivi i vari profili social e il blog. Inoltre, dal 2019 il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari è un istituto MIBACT dotato di autonomia speciale e comprende il Museo Archeologico, la Pinacoteca, lo Spazio San Pancrazio e l'ex Regio Museo. Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Il percorso del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari si articola in 4 piani espositivi: piano terra, primo piano, secondo piano e terzo piano. Inoltre, tra il primo e il secondo piano si trova un mezzo piano che ospita lo spazio didattico in cui si svolgono attività didattiche e conferenze. Le collezioni del museo sono distribuite sui 4 piani a cui corrispondono differenti temi espositivi. Il piano terra propone un percorso cronologico didattico che racconta la Sardegna dal Neolitico antico sino all'Alto Medioevo e i materiali esposti provengono dalle prime collezioni private e da diversi scavi archeologici. Proseguendo la visita si arriva al primo piano che si divide in 2 percorsi tematici. Il primo è dedicato all'evoluzione della città Cagliari e ai centri limitrofi, mentre il secondo ai principali centri nuragici. Il viaggio nella storia dell'isola continua al secondo piano, dove sono rappresentati alcuni tra i siti archeologici più importanti della Sardegna, come Monte Sirai, Sant'Antioco, Bitia e Nora. In questa sala si trovano anche reperti preistorici, reperti romani e tardo-antichi. Infine, si giunge al terzo piano che ospita le mostre temporanee e, dal 2014, la gran parte delle statue nuragiche di Monte Prama, uno dei più antichi esempi di statuaria in pietra del Mediterraneo. Il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari si trova nella parte più alta della città, nel quartiere Castello, uno degli storici quartieri di Cagliari, in piazza Arsenale.